perché siamo convinti che proprio partendo da questi personaggi e valorizzando questi altri personaggi, quindi partendo dalla storia di questi grandi uomini e donne e valorizzando questi grandi uomini e donne che oggi abbiamo e che grazie alla loro capacità, al loro impegno, perché insomma non è che uno prima nel suo breve racconto ha raccontato qual è stata la sua vita per poter arrivare a quell'obiettivo e quanto ha studiato e ancora continua a studiare per poter realizzare gli spettacoli e fare questo lavoro che gli ha riconosciuto sicuramente una delle migliori voci presenti in Italia oggi nel doppiaggio. E quindi è con grande onore che assieme all'assessore, assieme al sindaco, assieme al Presidente del Consiglio ti consegniamo questo premio. Il primo premio speriamo che diventi questo premio il premio della cultura della provincia di Rovigo per fare in modo che grazie anche a questo premio si riconoscano le persone, ma si riconoscono i territori a cui queste persone sono collegate, perché lo diceva anche l'assessore, abbiamo territori, abbiamo eccellenze, abbiamo persone e abbiamo tantissime altre cose che vanno valorizzate. Adesso metto giù perché è un lavoro un po' particolare quello che stiamo facendo.